mi siete sentiti ciò, non mi cosa molto brutta da sentire, non l'auguro a nessuno, veramente, non l'auguro a nessuno, neanche al suo peggiore nemico, come si dice. È molto sconvolto, anche lui non ci crede ancora a sta roba. A parlare è il papà di Aisa Oubel, il ragazzino undicenne di Grantorto annegato ieri poco lontano nel Brenta. Una giornata trascorsa in serenità con alcuni suoi fratelli, quando un pallone finisce sul fiume e il ragazzino nel tentativo di recuperarlo frana sulla sponda, finendo tra i flutti. Succede tutto in un momento, non c'è stato nulla da fare. Il corpo verrà ripescato qualche chilometro più avanti a Carturo di Piazzola sul Brenta. Il papà stenta ancora a crederci. Lui era al lavoro nel momento in cui è successo sta roba qua, quando è arrivato, quando è venuta sta roba qua, il nostro, veramente, cioè, non ci credeva, ha detto non è possibile, mio figlio l'ho lasciato stamattina a casa, stava giocando con i suoi fratelli così, adesso mi dice che è morto, è impossibile sta roba, non ci credo ancora. La madre a casa, saputa la notizia, non ha retto e ha tentato il suicidio nella roggia dietro casa. La moglie sta molto male, l'hanno portato dall'ospedale. Anche lei non ci crede a sta roba, non vuole crederci. Oggi la casa degli Oubella è circondata da parenti ed amici che si stringono attorno alla famiglia, padre e madre di origine marocchina e 5 figli nati in Italia. Una famiglia ben integrata in paese, ma già colpita da un lutto. Una sorella disabile, infatti, era mancata lo scorso anno. Tutti però oggi vogliono ricordare Aisa com'era. Integrato molto bene, diciamo, con la comunità qua a Grantorto, vedendolo sempre con tutti gli amici. Era molto vivace, per dirti, molto allegro, sempre scherzando. Giocava a calcio. Giocava, sì, sempre, giocava sempre a calcio, trovavo il campetto così, giocava a calcio, anche vederlo fuori così, controllo, sempre scherzando, tutti le sue.